La Nuorese si è aggiudicato il primo round della semifinale di Coppa Italia che lo poneva al San Teodoro. 1-0 il risultato finale firmato dal gol di Falchi su rigore. L'incasso della sfida, giocata al Frughieri, è andato alla popolazione di Torpè, colpita dall'alluvione. La cronaca. Buon avvio della Nuorese che con un paio di azioni in profondità impensierisce la difesa del San Teodoro. Gli ospiti rispondono in contropiede con Siazzu, spesso lanciato direttamente dal rinvio di corsi. Al 14esimo Wilson ci prova da fuori area, ma il portiere del San Teodoro è attento e para senza problemi. Dopo una fase di stanca, al 22esimo Siazzu calcia da fuori area, ma la palla finisce alta. L'attaccante è una spina nel fianco della difesa verde-azzurra perché gioca costantemente sul filo del fuorigioco. Al 28esimo bella azione della Nuorese con Sanna che serve Falchi in profondità. L'attaccante si gira, calcia al volo ad incrociare e sfiora il palo alla sinistra di Corsi. Al 32esimo la Nuorese passa in vantaggio. Falchi anticipa Elia che con un intervento fuori tempo lo atterra. Per l'arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante che spiazza a Corsi. La Nuorese prova a raddoppiare per mettere al sicuro il risultato. Al 37esimo Bazzu sbaglia il rinvio, la palla arriva a Wilson che tenta di involarsi verso l'area ma viene atterrato dal difensore. Per l'arbitro non è successo nulla e l'azione continua. Al 40esimo Ibba del San Teodoro semina il panico nella difesa della Nuorese, ma alla fine sbroglia Bonu che consente a Deliperi di rinviare senza problemi. La Nuorese sfiora il raddoppio con Falchi, che al 43esimo entra in area, si gira e lascia partire un fendente rasoterra che lambisce il palo. Al 44esimo le due squadre rimangono in 10 per l'espulsione di Siazzu e Namani. L'attaccante disturba il rinvio di Deliperi, il difensore si intromette e nasce uno scambio di insulti che porta alla doppia espulsione. L'episodio non finisce lì, ma prosegue negli spogliatoi con un contatto fisico tra i due giocatori sedato dai dirigenti. In avvio di ripresa sull'azione di corner la Nuorese fallisce il raddoppio con Usai e Lepore che non riescono a deviare in rete una palla invitante. Il San Teodoro risponde con Magia che ci prova da fuori, ma Deliperi controlla in due tempi. È il 14esimo. Al 25esimo il portiere verde-azzurro salva il risultato compiendo un miracolo su Ibba che si era presentato solo in area. L'attaccante tenta il pallonetto ma il portiere devia e distinto. Deliperi si ripete alla mezz'ora su Magia che dalla distanza tenta di indirizzare il pallone al 7. Ma il portiere ci arriva con uno scatto felino. Nel finale non succede più nulla e la Nuorese porta a casa un successo importante in vista del ritorno in programma l'11 dicembre.